Assessore Zambuto, un incontro su una tematica sicuramente spinosa e importante, quale il rinnovo dei contratti agli enti locali. Ecco, lei giorni fa ha avuto già un primo vertice, un primo incontro con le parti interessate. Ecco, cosa ci può aspettare da questo? Dentro il bilancio della finanziaria il governo della regione, il governo Musumeci, sta dando un segnale importante al comparto dei regionali sul rinnovo dei contratti. È un segnale importante che si vuole dare in un momento di grande difficoltà economica, dove riuscire a quadrare il bilancio non è stato e non è una cosa semplice, però si vuole dare un segnale a un comparto importante dell'amministrazione regionale. Abbiamo avuto nel corso di queste settimane diversi incontri con i sindacati, con tutte le categorie. Penso che questo possa rappresentare un segnale concreto di una collaborazione che dovrà vedere altri passi in avanti nell'obiettivo di una valorizzazione del personale, affinché si riescano a dare i servizi nella maniera più efficiente possibile nei confronti dei cittadini. Siamo impegnati in un'azione che è di riforma, di ammodernamento della macchina amministrativa regionale attraverso la formazione, attraverso la digitalizzazione, tutto un percorso importante che si sta mettendo in atto. E proprio su questo lei è responsabile appunto degli enti locali, molti dubbi sulle prossime elezioni che si svolgeranno nei comuni della Sicilia. Ecco, ci saranno, si svolgeranno, qual è l'orientamento suo e del governo Musumeci? Il turno ordinario è fissato in una finestra che va dal mese di aprile al mese di giugno e sarà confermato intorno al mese di giugno la data delle prossime amministrative. Dopodiché abbiamo il 28 e il 29 marzo le elezioni di secondo grado le elezioni provinciali, che è un tipo di elezione di secondo grado, cioè dove saranno chiamati a votare i consiglieri comunali e i sindaci. Per il resto viene tutto confermato. Chiaramente stiamo molto attenti all'evoluzione della vicenda epidemiologica, che può rappresentare questo un motivo per non svolgere elezioni, però a oggi sono tutte confermate. Ecco, un primo incontro già con l'amministrazione comunale, col primo cittadino, ci sono buone notizie, so che devono arrivare dei finanziamenti per il centro storico, ecco, ci aggiorni in merito. Assolutamente sì, io penso che la prossima settimana saremo nelle condizioni di poter venire ad Agrigento e dare un segnale che è un segnale di attenzione nei confronti di una città che merita. Si tratta di un finanziamento che era stato previsto per la città di Agrigento e che finalmente riusciamo a sbloccare. Assessore, ecco una domanda squisitamente politica, lei fa parte di Forza Italia, si è candidato, ora è assessore in quota Forza Italia, appunto come vede questo momento politico che sta vedendo, diciamo, con Draghi a Roma, vedendo Berlusconi e Forza Italia un po' protagonista? Il punto è che il Paese sta vivendo una condizione di grande difficoltà. Viviamo una stagione veramente difficile, il governo dei migliori, il governo nel quale tutti ci mettiamo insieme per superare una fase drammatica, penso che sia la soluzione migliore.